e poi darci anche un po' di numeri, visto che noi andremo di sotto, farci una visita, una sorta di visita guidata, dov'è che vale la pena soffermarci di più, qual è la cosa che possiamo raccontare domani di aver visto. Intanto ringrazio tutti gli invitati che veramente mi hanno fatto molto piacere essere qua, sono veramente, non dico commosso, ma quasi, per tanti amici che ho conosciuto in questi anni e sono qua. Volevo scusate l'emozione, ma... Parliamo di cose non serie, parliamo di figurine, che sembrano cose non serie, ma invece sono cose molto serie. Come vedrete giù, partiremo dal mondiale del 1970, e è stata una scelta non casuale, è stata una scelta voluta per due motivi. Uno è stato il primo mondiale post-guerra in cui l'Italia è andata molto avanti, e secondariamente perché è il primo album del mondiale che ha fatto la Panini. E abbiamo deciso, in collaborazione con chi mi ha aiutato a gestire questa mostra, di partire dal 1970. Come diceva giustamente Roberto, vedrete fra gli altri alcuni pezzi rari. Nel mondiale 74 l'album peruviano, un certo Giuseppe Anastasi, che io non conosco, io conosco Pietro Anastasi ma non Giuseppe, oppure più recentemente un album 2006 israeliano con giocatori messi in posizioni completamente diverse dagli album europei, oppure, che ne parlavo prima con l'amico Max, un album del 2010 fatto da un collezionista peruviano post-mondiale, dove ci sono tutti i 23 giocatori che hanno giocato il mondiale, e queste sono veramente alcune delle chicche che vedrete giù. Colgo l'occasione per ringraziare chi mi ha aiutato, a parte assessore, sindaco, eccetera, eccetera, a mettere in piedi questa mia idea, dall'amico Paolo Battaglia, da Lorenzo Longhi, da Anna Maria Riva, che non la vedo ma ci sarà, da Giuseppina Macaluso, che la prima telefonata al mattino e l'ultima alla sera era la mia, con anche messaggi notturni, e l'amico Roberto Chiesa, che mi ha aiutato nella serata del 16 a metterli in piedi. Grazie.